Assessore alla pubblica istruzione, ecco, quali le novità in vista dell'avvio dell'anno scolastico? Sì, quest'anno, ringraziando per la collaborazione quasi tutti i dirigenti scolastici del Comune di Agrigento, siamo riusciti ad adottare il calendario unico, ovvero quasi tutte le scuole inizieranno l'11 di settembre e usufruiranno degli medesimi giorni di sospensione dell'attività didattica. Questa è una proposta che è stata lanciata dal Comune e da me, è stata positivamente accolta dai dirigenti scolastici e ha come obiettivo fondamentale quello di consentire ai genitori una programmazione dell'attività durante l'anno scolastico e quindi figli frequentanti scuole di diverso ordine e grado usufruiranno degli stessi giorni di chiusura delle scuole. Avete fatto un monitoraggio della situazione degli istituti ad Agrigento? Allora, gli istituti e le scuole ad oggi siamo riusciti, grazie a una collaborazione, una partnership tra la Forestale ed ESA, a essere già diserbate e sono in fase di completamento. Le scuole chiaramente necessitano di un intervento, in alcuni casi di manutenzione straordinaria, ma abbiamo già in cantiere, grazie all'azione degli assessori ai rami, dei progetti che prevederanno il recupero di numerose palestre della nostra città.